Per l'ennesima volta, faccio un video che faccio prima, voglio spiegare i motivi per cui, diciamo, non sono per niente d'accordo con le impostazioni che sta facendo l'amico Andrew Bullo sul discorso della Romea. Allora, premessa, ma non per piaggeria, lo dico sinceramente, l'amico, io credo di essere amico, penso insomma, che ci sia una stima reciproca. Andrew Bullo è stato presidente del Consiglio Comunale e con l'amministrazione Ferro in pratica. A mio avviso, avendo anche avuto l'esperienza di altre amministrazioni che sono passate a volte direttamente dal Consiglio Comunale e altre volte indirettamente per chi le ho seguite, ha fatto molto bene come Presidente del Consiglio. Tenete presente che fare il Presidente del Consiglio non è una cosa assolutamente facile. È stato dentro la società Autostrade del Veneto per tantissimi anni, il suo lavoro, quindi è una persona che quando parla di qualche cosa sa quello che dice. Ovviamente ci sono delle cose che sono, diciamo, che condividiamo e altre cose invece di cui, come questa degli incidenti Romea, che siamo assolutamente, diciamo, non dello stesso, non la pensiamo alla stessa maniera. Allora, leggo un attimo il commento che mi ha scritto prima. Allora, scusate, eccolo qua. Allargare l'incertità ti serve già qualcosa, costruire la Romea commerciale non sarebbe un'eresia, che i soldi non ci sono, ho dei seri dubbi e non so cosa te lo fa fermare, visto che i soldi ce ne sono per opere molto meno indispensabili. Tu parli molto di visibilità, ma mi sembra che questa sia una cosa fondamentale più per un blog che per dei cittadini che rischiano la vita per percorrere o hanno dei familiari che a rischio per andare al lavoro, in quanto l'aria fritta mi sa che la vedi solo tu, perché ti ripeto, c'è la problematica, c'è e lo hanno fermato anche quelli che non riescono a fare nulla perché sono tanti e andrebbero certamente discussi in un dibattito pubblico che, guarda caso, non si vuole tenere. Ecco, allora, ecco, quindi riporto pari pari quello che dice Landry, in pratica. Allora, al di là di tutta una serie, per l'ennesima volta, di tutta una serie di problematiche tecniche, il nostro territorio non si appresta a allargare la Romea, proprio per motivi di spazi, è un territorio molto, diciamo, utilizzato già, il territorio, come si dice, da un punto di vista antropico ci sono pochissimi spazi, poi ci sono degli spazi che sono dedicati alla natura, la laguna, ci sono proprio delle leggi che impediscono di... l'esempio è le fermate delle corriere delle linee 80 sulla linea appunto che ci collega con Venezia sono risicatissime e non si possono fare più grandi, per dire, tanto per dire. E già realizzare una rotonda richiede tanta fatica, tanto impegno e bisogna risolvere tante problematiche. Detto questo, allora, viviamo in un'epoca molto particolare. Allora, innanzitutto, mi secca perché parlare così sembra quasi di voler insegnare agli altri e all'amico Henry ho ben poco da insegnare, anche anzi tante cose me le può insegnare lui, assolutamente, ma siamo il terzo paese al mondo più indebitato. Il debito pubblico è enorme, enorme, ed è un fardello che oltre a gravare sulle prossime generazioni costa una montagna di interessi ed è il cane che si mangia la cosa. Tanto è vero che dobbiamo, anche perché siamo nell'Unione Europea, e meno male che siamo nell'Unione Europea, praticamente siamo tenuti a tenere il debito entro certi limiti. Lo dovremo ridurre. Allora, come si fa a pensare in maniera seria per un amministratore, non dico la casalinga o quello che va avanti e indietro la Romea dice fatemi la Romea più grande, ha ragione a dirlo, ci mancherebbe altro, capisco, comprendo. Però voglio dire, il ponte sulle Trezze che c'è a Valli, 18 metri di ponte, 18, siamo fermi da 4 anni, il sindaco l'altra volta l'abbiamo ripreso, hanno fatto tutta la gara, ha vinto la gara un'azienda del Polesine, questi hanno appiccicato, hanno attaccato il cartello, io oggi non ho ancora visto nessun lavoro, ma comunque hanno detto che sperano entro l'anno che questo ponte sia finito. Non è stato fatto in questi 4 anni, sempre per il motivo i soldi. Abbiamo pubblicato ieri e l'altro ieri la storia, la benedetta vicenda del ponte su Brenta, con i maggiori costi che ci sono stati in seguito alla guerra dell'Ucraina, al seguito della pandemia, tutta una serie di cose, c'è un aumento delle materie prime del 30-40%. Per fare quel benedetto ponte sbarramento ci vogliono altri 10 milioni di euro. Il Ministero dell'Agricoltura ha detto che loro non li tirano fuori perché i soldi li hanno tirati fuori per quanto riguarda
lo sbarramento, ok? Al di là della, diciamo, competenza fra un ministero e un altro, oggi c'è il comunicato del consigliere regionale Lucas Pavanetto, scusate, dei Fratelli d'Italia, che dice che loro si impegnano al massimo. Ha spiegato, lo pubblicheremo domani mattina, oggi non facciamo in tempo a pubblicarlo, e dice che si impegnerà al massimo. Benissimo, si impegnerà, magari arriviamo ai soldi, ma se il governo fino adesso non hanno cacciato i soldi per fare sto ponte, sti 10 milioni di euro, non è perché il governo è brutto, cattivo, antipatico, c'è la Meloni, piuttosto che ci fosse stato Conte o qualcun altro, non ci sono i soldi, non ci sono. Quindi, se solo, ma oltre il ponte del Brenta, ci sono il ponte sul Po, perché il Po è nella stessa situazione, bisogna rifare completamente il ponte sul Brenta, perché sta per cascare, l'hanno detto chiaramente. Questo solo per dire alcune situazioni, ma poi per dire sanità. I costi della sanità stanno crescendo sempre di più, la popolazione sta invecchiando. Anche ieri abbiamo parlato di che l'ASL 3 Serenissima aprirà un centro per, diciamo, per problemi psichiatrici per i minori da 0 a 18 anni a Dolo, e l'impegno di spesa è 500.000 euro, bisognerà partire perché bisogna formare il personale, quindi ha tutta una serie di costi. Per quanti letti? 6 posti letto, 6. 6. C'è un bisogno enorme, cioè tanto per dire alcune cifre buttate là. Quindi quando, caro Henry, tu mi dici non so come fai a dire che non ci siano i soldi, cioè io adesso non ripeto, non voglio sembrare quello che vuole fare l'erudito perché leggo i giornali, ma i soldi non ci sono, non ci sono. Allora, quando tu, caro Henry, continui a dire non so cosa c'entra, ma c'è la saga del pesce perché non si parla della Romea, degli incidenti dei morti, ma abbi pazienza, in questi giorni a Jesolo e c'è un morto al giorno, c'è stato un morto al giorno per gli incidenti stradali. Voglio dire, ieri ce n'è stato un altro in laguna, stanotte con Redentore per un ragazzo, anche lì sarebbe un altro discorso da fare, ma lasciamo perdere. Quindi voglio dire, per andare nei laghi, l'autostrada Milano-Como per i laghi, non c'è traffico, oppure nel grande raccordo anulare di Roma, oppure a Palermo, oppure a Napoli. Cioè, non lo so. Cioè, allora concentriamoci sulle cose, quando dico serie, no, perché io dico, che dico io sono serie, le tue non sono serie, ci mancherebbe, però io direi è inutile sparare e dire vogliamo la Romea, che tanto togliamocelo dalla testa. Vuol dire, secondo me, prendere in giro le persone. Cioè, io penso che tu lo dica in buona fede, hai parlato, ma potrebbero passare i camion per le autostrade, anche quello è una sciocchezza. Le autostrade devono, i bilanci li devono certificare gli amministratori. Andare a dire, non so tanto come si potrebbe fare a svincolare e dire, beh, tu che passi per qua ti facciamo lo sconto in autostrada e quello no, ma lo stesso problema c'è da tutte le altre parti, quindi anche da altre parti le autostrade direbbero, beh, allora che a me fate passare i camion da quella parte. Quindi è neanche fantascienza, è una pia illusione. Ecco, allora, se dobbiamo parlare di incidenti, come stiamo facendo da un pezzo su Chiusa Azzurra, non è dicendo sciocchezze, scusami, io non voglio offendere, non è dicendo cose che non stanno né in cielo né in terra, devo dire, gli incidenti accadono purtroppo per problemi umani, per sbaglio umano, e questa è la cosa, non è che se l'inventa Andrea Comparato, ultimo dei Pirla, te lo dice chiunque, succedono perché bevono, perché sono distratti, per malori, perché guardano il telefonino, perché gli si rompe magari la gomma, per distrazione, per alta velocità, questi sono, però da qualche parte in effetti ci sono dei punti in cui qualcuno ne conosco io, l'ho citato l'altra volta, Cavanella d'Adige, tu quando vieni fuori da Cavanella è pazzesco girare a sinistra, l'ANAS voleva mettere l'obbligo a destra, però la frazione ha detto ma no, lasciaci a sinistra, anche a sinistra, invece era sbagliato, però a quel punto sinceramente fare una rotondina, una rotatoria su quel punto, quella sì che secondo me non è una cosa campata in aria. Da quel che so, dall'esperienza che so, potrà costare 200-300 mila euro per dire. Allora lì chiediamo e facciamo. E ecco, quindi insomma, scusatemi se mi sono dilungato. Per quanto riguarda la visibilità che tu dici, allora, con questo tipo di attività
noi cerchiamo la notizia, cerchiamo di pubblicare, facendo questa attività di comunicazione. Tra l'altro dovremmo diventare presto testata, quindi voglio dire, c'è un certo metodo di lavoro, però se il sottoscritto cercasse a tutti i costi i like e la visibilità, pubblicheremo tante notizie che ci farebbero arrivare, diciamo, più attenzione. Sono, prima cosa, i, purtroppo i suicidi, cosa che non facciamo, e le vincite al gioco, che tutti, qualsiasi giornale, qualsiasi, vinto al Totocalcio, vinto qua, vinto là, è una cosa schifosa, perché non fa altro che incitare la povera gente a continuare a giocare e a peggiorare la loro situazione. Ecco, tanto per fare, però se tu metti una vincita, ecco, potrei andare avanti con molti altri esempi, ecco, quindi allora, ultimamente mi sento più volte costretto a intervenire su questi temi, perché siccome so di avere una certa diciamo capacità di comunicazione, quando vedo qualcosa di sbagliato, per esempio giorni fa c'è stata quell'intervento del presidente di Avis assolutamente sbagliatissimo, in cui ha accusato ACTV di mettere in difficoltà i dipendenti Avis e i dipendenti ACTV quando vanno a fare la donazione. È l'esatto contrario, ma specificato. Mi piacerebbe sapere ieri che c'era il Redentore quanti sono andati a donare. Ho cercato di saperlo, al momento non l'ho saputo, per dire, ecco, tanto per dire. Quindi, caro Henry, ti invito su questo tema a fare marcia indietro, a impegnarti piuttosto a sensibilizzare l'opinione pubblica a guidare con attenzione, e piuttosto di tirare dire, beh, andiamo sulla Luna e facciamo una base lunare, iniziamo a preparare il missile, iniziamo a preparare tutto quanto, la rampa di lancio, tutto quanto, cominciamo magari ad andare a vedere se il razzo funziona, e poi, allora, togliendo questo esempio spaziale, parliamo di qualche rotonda, parliamo di avere magari un maggior numero di corriere, per esempio, parliamo di cose concrete che possiamo raggiungere, e non di cose fantascienze che non solo non possiamo raggiungere assolutamente, per i motivi che ho spiegato prima, ma poi, tra l'altro, in questo modo qualcuno pensa che non è colpa di chi corre se si capitano incidenti, ma è colpa della strada. E questo, permettimi, è un messaggio assolutamente sbagliato.